Credo di uscire la sera e rientrare senza troppe preoccupazioni di orario, quindi quello sì. Quindi ben venga. Ben venga, assolutamente. È sicuramente una cena con qualche amico, insomma, che adesso insomma è un po' dura farla, ecco. Semplicemente starò un po' più serena quando saremo in un bar a bere qualcosa con i miei amici, molto semplicemente. Rimarrò sicuramente più a lungo con i miei amici al pub e ecco, proveremo a raccontarci quello che insomma abbiamo fatto in questi mesi di lockdown. Non lo so perché io quest'anno ho la maturità, quindi non so quando potrò approfittare di questa cosa. Quindi coprifuoco o meno resterai a casa? Non lo so, sicuramente eviterò comunque per prudenza personale, feste, festini o cose di questo genere. Si potrà muoversi con più libertà, diciamo, però comunque non sarà un via libera. Cosa ci è mancato di più con questo stop alle 22? Appunto, che di fatto non si poteva fare nulla, anche una cena non potevi andare perché dovevi tornare subito, quindi insomma, questo direi, vedere gli amici un po' la sera, ecco. Preferivamo stare un po' più fuori, però chiaramente ci siamo attenuti a questa regola che purtroppo c'è e che ci siamo adeguati. Da dove venite? In Svizzera stiamo. Secondo me la prudenza è la cosa migliore. Forse una progressione sarebbe sì, più consona al momento, in realtà anche ai numeri che continuano ad esserci, sebbene ecco, insomma, si spera nel vaccino e nella diminuzione effettivamente dei casi via via.